il primo compito di un agente immobiliare non è quello di caricare un annuncio, ma fare un check completo della situazione documentale e legale. Ad esempio, il titolo di proprietà è aggiornato? Serve fare una voltura? La successione è stata registrata? Ci sono eredi che devono rinunciare o firmare? E gli accordi di separazione? È prevista la vendita? È stata autorizzata dal giudice in caso di minorenni? Solo dopo questo posso attivare la fase commerciale, altrimenti rischio di far perdere tempo a tutti o peggio causare contenziosi. Voglio raccontarvi un caso concreto, immobile ereditato da 3 fratelli. La casa era ancora intestata al padre deceduto 6 anni prima. Uno dei fratelli viveva fuori regione e non voleva saperne di aprire la successione. Cosa ho fatto? Visura catastale e verifica in conservatoria, che mi conferma l'immobile era ancora bloccato. Quindi mi sono seduto con loro e con calma gli ho spiegato che nessuna banca avrebbe erogato un mutuo a un potenziale acquirente senza la successione. Tradotto, nessuna vendita. Quindi, prima di tutto abbiamo aperto la successione, fatto la voltura catastale, coinvolto il loro commercialista, fatto il conto delle spese e ottenuto una procura a vendere. In parallelo abbiamo recuperato l'abitabilità e le certificazioni che mancavano e solo dopo ottenuto l'incarico di vendita con la firma congiunta di tutti. Risultato: immobile venduto in 2 mesi a prezzo pieno, senza intoppi e soprattutto con la piena soddisfazione di tutti quanti, anche dell'erede più restio.